Palmas Arboree. Chiamiamo in campo i cavalieri. E Simone Coni sul bambolo e Boele contornato. Un applauso all'associazione di Montasarda dal lavoro. La Montasarda ha origini antiche, da sempre infatti il cavallo per i sardi è stato un antico compagno di lavoro e di svago, da montare con orgoglio in tutte le manifestazioni ed occasioni. Lo stile è simile a quello della vecchia scuola spagnola, ma con ispirazioni rinascimentali. Ecco che i cavalieri vengono a prendere il Mammuzzone Antigos di San Mugheo. Un applauso, signori. La Sardegna scende in campo, Mammuzzone e cavalieri dell'associazione Montasarda dal lavoro. Ricordiamo che il Mammuzzone Antigos di San Mugheo è capitanato dal presidente Franco Tatti. Un applauso, signori. La Sardegna a Leresa, giugno 2009. Al concorso delle regioni nazionali delle regioni. Guardate che meraviglia, i cavalli circondano il Mammuzzone. Che come al solito si esibiscono in cerchio con i loro campanacci che si muovono al ritmo di questo passo cadenzato. È incredibile come questi cavalli rimangano alla mano davanti a queste figure sconosciute. Questo gruppo si sono incontrati pochissime volte per provare questo numero. I cavalli rimangono fiduciosi dei loro cavalieri e stanno di fronte a questi campanacci, a questi signori con le pelli, taste vecchie. Sono infatti cavalli abituati ai rumori e quindi non hanno assolutamente paura. Normalmente i cavalli sono un po' timorosi, quindi sono cavalli esperti nel lavoro e quindi non hanno paura di nessun rumore perché sono soprattutto fiduciosi del loro padrone. Sono tutti anglo-sardi, capaci, questi cavalli di andature energiche, sono cavalli che pronti a qualsiasi movimento, riaccorciati, carezzati, attenti e sottomessi. Ma più che sottomessi io direi fiduciosi ai comandi del loro cavaliere. Sono cavalli preparati, brillanti, capaci di bruschi arresti e di ripartite pronte, di volte strette, di rapide serpentine, di giravolte. Sono proprio i cavalli che venivano utilizzati per il lavoro di accompagnamento alle greggi. Sì, allora infatti il cavallo deve sempre essere correttamente inquadrato tra le gambe e la mano
che tiene le redini. Il posteriore raccolto sotto la massa con le azioni delle gambe, non con la mano. Incollatura rilevata in relazione all'andatura, testa inclinata, ferma, sempre nella medesima posizione, la mandibola decontratta è il segreto di questa riunione. Un applauso a questi cavalieri, a questo gruppo di Mamuzzone d'Antigoso che con questo spettacolo hanno fatto vincere la Sardegna. Guardate cosa riescono a fare questi cavalieri con i loro cavalli. Vengono raggruppati, girano una volta in un verso, una volta nell'altro. Coele con il suo cavallo per niente timoroso continua a girare intorno ai Mamuzzone che con i loro sonagli danno la cadenza, suonano la cadenza del passo dei Mamuzzone, i campanacci che hanno sulla piega. Ci sono ore di ultimo lavoro per riuscire magari a eseguire queste figure che sembrano quasi una danza. Il cavallo arretra i colli con un paio di passi, si rincontra con gli altri, quindi sul passo di danza, formando una stella. Eccoli i nostri cavalieri di Palma-Sargorea. E ricordiamo i nomi: Giovanni Matto, Piova Romanca, Giancarlo Colombo, Francesco Olmi, Simone Coni e il maestro, un uomo di cavalli, Coele, sul suo destriero, Tornado. Un applauso a questo gruppo, signori, questa è arte equestre sarda, è la nostra cultura. Ricordiamo che Giovanni è nato la figlio di Coele, è stato per 2 anni campione europeo di gincana veloce. Si spostano tutti insieme, prima lateralmente ed ora indietro. Lasciando passare il Mamuzzone. Il Mamuzzone di Samudeo che lasciano probabilmente il campo e quindi vi salutiamo con un bel applauso. Hanno deciso di dare, sicuramente si sposteranno davanti anche alle altre tribune. Ecco a voi questo bellissimo spettacolo di Mamuzzone d'Antigoso di Samudeo, signori. Intanto i cavalieri in perfetto ordine e questo magari è quello che fanno nelle feste, si presentano. Sono presenti in diverse manifestazioni equestri in Sardegna e anche nel mare. Questo gruppo
da tanti anni che prova con questi caroselli, che porta l'onore della Sardegna in diverse regioni dell'Italia. Guardate la perfezione di questi circoli, i cavalli distanti l'uno dall'altro in eguale misura. Un applauso signori, noi della Sardegna a questo spettacolo lo dobbiamo applaudire, dobbiamo ringraziare questi signori che continuano a fare la cosa che sembra il nostro simbolo in tutto il mondo. Anche i cavalieri chiudono in cerchio a formare delle stelle. Notate la tranquillità di questi cavalli, quindi l'affiattamento che in questi anni di duro lavoro si è formato tra il cavallo e il cavaliere. Il cavallo sarà sempre il più bello ed il più nobile portatore dell'uomo. Un cavaliere deve dare un'immagine di equilibrio, scioltezza ed insieme col proprio cavallo. Dalle origini più remote all'epoca moderna, la storia dell'uomo e quella del cavallo si sono modellate insieme e la gloria dell'uno è stata la gloria dell'altro. A formare due circoli, questo gruppo di 6 cavalieri, alla galoppo riunito. Facciamo anche un attimo di bandatura, c'è un regolamento particolare per quanto riguarda la montasarda. La sella deve essere proprio rilassata con senza impronditura, cosiddetta sedacci, con i quartieri dritti, se la sella è mezza reale, tutte con gli appoggi anteriori e posteriori esterni. Briglia con testiera, eredi di cuoio di fattura artigianale, morso sacro. Sotto coda, pecorale, sotto sella, pelle d'agnello, è una cosa facoltativa. Parliamo anche dell'abbigliamento del cavaliere. I pantaloni devono essere aderenti di foggia sarda, sempre scuri, neri, grigi, verdi o marroni, con le rivolti orizzontali nelle tasche. Camicia bianca ampia con le maniche lunghe, senza colletto, il gilet a corpetto senza maniche abbinato ai pantaloni, giacca con martingala cucita di foggia sarda abbinata appunto ai pantaloni. È facoltativo il cappello che da noi viene chiamato bonetto. Scarponi di cuoio grezzo di stile fattura sarda, gambali morbidi di cuoio grezzo o piuttosto rigidi e lucidi. In alternativa si va in cuoio grassi da fattura meridionale con chiusura laterale con lacci. Per ogni rosella frusta in nervo di bue o bastone da seta. È l'assetto del cavaliere, atteggiamento fiero, naturale, tappato lungo, gambe aderenti ai fianchi del cavallo, busto e testa diritti, redini nella mano sinistra tenute all'altezza della cintura, frusta o bastone nella mano destra, facoltativo. Un applauso ancora all'Associazione Cavalieri di Montasarda da Lavoro. Gruppo di Palma Sangorea. Scusi, non filmi più, Una... Molto caloroso. È molto numeroso, prima di veramente una giornata di
C'è l'avanzare dei cavalieri e il retrocedere degli altri tre, con una piccola armonia, non c'è scarico, non c'è rifiuto, ed ora al contrario. Vedete come la Boele che sta in disparte, in effetti in qualche maniera consiglia ai suoi compagni quali figure mostrare. Vedete la testa come era colta, ma non in segno di sottomissione, in segno di estrema fiducia del cavaliere che lo quale tranquillità si sono riallineati tutti e 6 cavalli nella stessa posizione. Tu lo sai usare, Nicole? Neanche mia madre. No. SMS. A me deve dire non ci interessa. Sono nata informatica mia madre. Non mi è mai piaciuto il cellulare. No. Riescono altrettanto ad una unione tutti troppo avanti. Vediamo due le mani. Corrado Manca, Giovanni Mattu, Teodoro Manca, Giancarlo Colombo, Francesco Loni,
testimonitori. Un applauso a questi bravissimi cavalieri. A conoscere le altre regioni d'Italia da Montasardo da lavoro. Ed ecco Teodoro Manca sul Morena che entrerà solo, senza coercizione, questa affinità con il suo mestiere, e sarà dedicata a questa serata qui a Santa Giusta. Un applauso a Teodoro Manca. Queste piroette inverse. Passi in laterale. Ancora dei passi laterali, immaginate il cavaliere che utilizza il suo animale, il suo cavallo con questi passi laterali per spostare il gregge. Vedi, vedi. Perché è per questo che è cresciuta la monta da lavoro, perché effettivamente tutte queste figure che loro Ed ecco Teodoro che scende da cavallo e adesso darà dimostrazione di questa dolcezza, di questa doma dolce. Da vicino. Manox. Ecco, io vado un po' avanti con l'immaginazione e dico immaginate adesso un muretto a secco della nostra Sardegna e il cavaliere Apollo che cammina sul muretto a secco con il fianco il suo cavallo. Guardate che bello, il cavallo segue il suo cavaliere ovunque dove va, ha fiducia, è come se cerchi anche protezione, va a retromarcia e va a marcia avanti e lo segue ovunque. Trotterella il cavaliere e trotterella anche Morena. Adesso Teodoro sta chiedendo a Morena di compiere un esercizio, una cessione di gamba a voce, senza toccare. Questo muoversi del cavallo in sintonia con il cavaliere a piedi tra l'altro e perché era contento totalmente puntuale a piede che in effetti erano zirvani insidiosi e quindi lavoravano insieme, quello che faceva lui faceva le cose la dimostrazione. Ecco un inchino a questo bellissimo pubblico, un saluto.
difficile stare in equilibrio sulle transenne. Comunque facciamo finta che sia un muretto a secco e il cavallo si è avvicinato per far salire il suo cavaliere. Il cavaliere che puntualmente appunto è montato a cavallo. Nel vedimi al collo e il cavaliere chiede proprio per dare l'opportunità al cavallo di chinare il capo in segno di saluto a questo pubblico di Sardegna Cavallo. e con un passo laterale Teodoro Manca su Morena vi saluta. Adesso vediamo se c'è qualche altro cavaliere che vuole regalarci. Inizia con un chino a salutare e si siede.